Nella slide vedete che il termine di transizioni cruciali è evidenziato in corso. Prendo qualche parola su questo primo, perché nelle linee guida che sono state mandate per preparare questo intervento si sottolinea l'importanza di alcune trasformazioni familiari e quindi molto utili. Allora, il modo con cui oggi noi studiamo di fronte una sfida rilevante di fronte a cui noi oggi studiamo, quando vogliamo educare le politiche familiari, è proprio questo tema della focalizzazione delle transizioni familiari. Perché anche questo ci fa comprendere che la famiglia è un organismo vivente, piena della naturalità e piena delle generazioni che si trasformano. Qui è rilevante il tema del dinamismo che veniva superato prima, molto importante. La famiglia si trasforma nel tempo, affronta lungo il ciclo di vita delle transizioni che sono familiari, non individuali. Anche se mettiamo in luce il compito, ad esempio, di invertire familiari, in un certo momento di una specifica transizione familiare, in realtà tutta la famiglia si trasforma lungo il suo ciclo di vita e si deve riorganizzare. Quando parliamo di transizioni non facciamo riferimento a momenti critici di passaggio della vita familiare che possono essere illustrati, ad esempio, dalla riduzione di movimenti, come il caso della nascita, dell'adozione di figli, e chiedere una transizione molto importante, alla individualità, o dall'uscita di qualche membro della famiglia, perché viene a mancare, o per rottura del nucleo familiare, di questa è una transizione familiare. E dobbiamo sottolineare che anche nei momenti in cui la famiglia si trasforma, per esempio ci sono eventi come la separazione di coppie, anche questa è una transizione familiare, quindi deve essere affrontata considerando la famiglia. Transizioni sono legate ai fenomeni biologici, come l'adolescenza, cambiamenti di ruolo nella posizione sociale. Alcune transizioni sono prevedibili, altre sono imprevedibili, alcune sono scelte, altre sono scelte. È molto importante prestare attenzione, se vogliamo fare una seria presentazione di politiche familiari, al modo con cui le famiglie affrontano le transizioni. La domanda cruciale infatti è: quali sono le sfide che le famiglie si trovano di fronte alle loro transizioni e quali sono le risorse di cui dispongono per affrontare? Vedete che già questa prospettiva che cosa significa? Che io considero e sottolineo che la famiglia è un soggetto sociale. È un soggetto sociale che si trova di fronte a sfide, ma che ha anche risorse, e che poi in particolare modo può potenziare queste risorse. I passaggi che siano innescati sia da eventi positivi ma anche da eventi negativi danno luogo nella vita familiare a un periodo di disorganizzazione, alla ricerca di nuovi sogni. Allora è molto importante rendersi conto che noi non ci troviamo di fronte a un nucleo statico, ma a questo nucleo che continuamente si trasforma in un processo di relazionamento che si organizza a secondo della necessità di affrontare alcune transizioni che sono appunto adesso prendiamo la slide. No, quella è allora, io commento analiticamente in slide, operato il commento di questa slide, io ho segnalato anche interventi che fatto la conferenza nazionale sulla famiglia, ma qui voi vedete due elementi molto importanti, no? La sottolineatura della eventi che appartengono alle criticità normali delle relazioni familiari, quali sono la costituzione della coppia, la famiglia con tutti i piccoli, la famiglia con adolescenti, la famiglia con figli giovani adulti, la famiglia con grandi. No? Questi sono eventi che appartengono alla normalità
Allora, la famiglia si trova di fronte, in ognuno di queste transizioni, appunto a porsi, a organizzarsi attivamente per affrontare queste cose. Vedete invece poi vedete che nella parte importante della slide io ho indicato il fattore missione delle relazioni familiari. Qui c'è l'esempio, no? Che può essere benissimo anche ampliato, no? Che fa vedere, cioè proprio questo compresenza di eventi critici che appartengono alla normalità, che quindi le famiglie non si raccontano, ma anche di eventi critici che dice appartengono che mettono la famiglia in condizioni di particolare difficoltà. Poi un'altra sottolineatura che fare, senza mancare nell'analisi della spiegazione di questa slide, vedete che il termine ufficiale che è il termine cura. Vedete, criticità normale delle relazioni familiari. Allora, questa nella fase della costituzione della coppia, ad esempio, la famiglia si trova ad affrontare, vuole una particolare cura, la cura della relazione di coppia. Così come la famiglia con tutti i piccoli ha sempre il compito di curare la relazione di coppia, ma anche curare i figli. Vale a dire, questo tema della cura, no, che attraversa e si trasforma nella storia della famiglia, è un tema molto importante. La famiglia è un ambito in cui ci si prende cura fra le generazioni. Cura dei figli adolescenti, cura della generazione anziana, cura anche così. Ci tengo a sottolineare questo termine, perché è un termine che di fatto scaglia una prospettiva di carattere assistenziale che possiamo avere sulla famiglia e invece utilizza una tecnologia molto più legata alla famiglia, perché la famiglia è un ambito di strette. Sottolineo poi un altro elemento che è importante e che è il tema tra le generazioni. Perché? Perché ci sono nel momento in cui, ad esempio, una famiglia ha bambini piccoli, questa è una famiglia che contestualmente può anche avere dei genitori anziani più sicuri. Allora, l'intreccio generazionale ci fa capire che la famiglia è veramente un progetto dal punto di vista dei rapporti tra le generazioni. Ed è fondamentale tenere. Cioè, la logica nostra della separazione, occupiamoci della famiglia dei piccoli. Sì, ma questa famiglia dei piccoli ha contestualmente altri problemi che deve affrontare. E questi problemi fanno parte della sua vita, non fanno parte della vita della famiglia. Quindi, studiare, rendersi conto che la rilevanza dell'interesse generazionale è molto importante se non vogliamo essere astratti. Perché il rischio è l'attrazione alla nostra identità. Detto i nuovi orientamenti di politica familiare. Riprendo adesso qualche termine che abbiamo utilizzato prima, ma voglio specifico ulteriormente verificare caratteristiche che oggi si rendono necessarie, verificare in parte della slide la prospettiva verso cui ci muoviamo, politiche specifiche, politiche dirette per la comunità, ma sottolineo qui alcune differenze che sono cruciali. Allora, noi dobbiamo passare da politiche assistenziali a politiche sussidiarie. Il termine sussidiarietà è un termine di cui in moltissimi casi si mette la bocca, si mette in realtà focalizzare bene di che cosa stiamo parlando. Quando utilizziamo il termine sussidiarietà, noi facciamo riferimento a uno scenario in cui gli attori primari della società vengono non sostituiti, ma aiutati e promossi a diventare ciò che in realtà devono essere. Quindi non lo
Stato che si sottolinea alla famiglia, questa è la logica assistenziale. Per esempio, questa logica assistenziale accoglie risvolti molto rilevanti quando ci si occupa di molte situazioni particolarmente problematiche. Faccio un esempio. Famiglie tragiche da cui un bambino viene allontanato per violenze, situazioni gravi che quindi esigono che il bambino venga tolto dalla figura di. Allora, noi abbiamo visto che c'è una differenza molto rilevante se gli interventi che vengono usati nei confronti dei bambini e anche nei confronti della famiglia che ha abbandonato il bambino, che ha espulso il bambino, hanno una prospettiva familiare, cioè tendono a recuperare una dimensione familiare, anche se non interventa, oppure se sono interventi di carattere è sicuro che c'è un abisso. È addirittura possibile recuperare delle famiglie che sono trovate esclusive dei bambini se io metto in campo una dimensione familiare, una dimensione di carattere particolare, oppure se io invece mantengo questa famiglia al di fuori, intervengo soltanto sul bambino e anche nei confronti del bambino non esercito una modalità attiva di recupero, di valorizzazione della sua dimensione familiare che è cruciale. L'esempio di questo. Da qualche anno noi abbiamo attivato nel nostro laboratorio di psicologia clinica, nell'ambito di una clinica e comunitaria, abbiamo messo in campo l'esperienza dei gruppi di parola. I gruppi di parola, che sono un'esperienza canadese, che viene da Marino, i gruppi di parola vengono attuati per rendere possibile parlare di situazioni, della situazione dei vostri genitori, cose di cui i bambini e gli adolescenti fanno molto fatica a parlare. La tematizzazione che avviene poi attraverso il corso di una comunità specifica consente lo stare di fronte a questo evento drammatico che il bambino con grandi difficoltà supporta, consente al bambino di gestire questo evento, consente addirittura alla fine di questo percorso un incontro diverso con il bambino. Quindi capite che ci sono veramente oramai in campo degli interventi che sono migliorati anche in situazioni degli elementi di uso molto forti, di recuperare una dimensione del bambino, no? Facendo parola di eventi politiche sussidiarie, politiche per il nucleo familiare, politiche di valorizzazione delle relazioni familiari, quindi delle relazionali, cioè sostenendo la dimensione di capitale sociale, la dimensione di carattere fiduciario, di carattere solidaristico che la famiglia ha nel suo genoma, politiche esplicite e politiche. Allora, questa prospettiva ci fa parlare della famiglia e del sociale, mentre le politiche assistenziali, le politiche nazionali, che sono legate soltanto ai diritti della famiglia, sono delle politiche